Lo scorso 4 ottobre si è celebrata la giornata nazionale di grapperie aperte. Roberto Castagner, distillatore trevigiano, non ha mancato l'appuntamento con la tradizione, che lo vede ogni anno aprire al pubblico le porte della sua azienda in occasione di questa ricorrenza. Una ricorrenza festeggiata nel segno della solidarietà, velo fil rouge che ha legato tutte le iniziative in programma nella giornata organizzata presso la distilleria di Visnà di Vazzola. Tra concerti, giochi e degustazioni di grappa, il ricavato della partecipazione all'evento sarà infatti destinato ad aiutare le famiglie residenti nei comuni prossimi alla sede dell'azienda. E oggi è la giornata nazionale della grappa. La grappa è patrimonio della gente, del territorio, ma della tradizione. In momenti di difficoltà essere solidali con le persone più in difficoltà fa parte proprio degli anni anche della grappa, quindi oggi festa per la grappa, tanti amici qua, abbiamo sentito suonare una banda eccezionale, quindi emozioni, però non bisogna dimenticare che oggi fa fatica. Da 3 anni quindi noi devolviamo tutto il ricavato della giornata a 6 asili del territorio, la gente ancora fa fatica a pagare la retta, quindi il nostro piccolo contributo lo diamo col cuore. Un territorio che nella difficoltà sa fare squadra, la squadra di imprenditori e autorità che ha preso parte all'iniziativa di Roberto Castagner. Siamo qui alle cantine Castagner, sono molto felice di essere, sono con la famiglia ed è una bellissima giornata di festa e anche di solidarietà nei confronti dei bambini e questo fa sempre bene. Viva la grappa e viva i bambini! Che questa è un'esperienza fantastica perché il signor Castagnier è riuscito a mettere insieme 3 cose importanti: la solidarietà, la festa e la sinergia col territorio, perché questo significa anche motivare quello che succede accanto all'azienda. Oggi l'azienda deve essere un cardine per la società e questa è una di queste dimostrazioni. È anche eccezionale anche questo binomio eccellenza di un'attività, ma eccellente anche il fine, questi asili, valorizzare il territorio e aiutare il territorio che ha comunque bisogno come sempre. La generosità degli amici, il senso di fratellanza di un'intera comunità, il tutto bagnato ovviamente dagli spirits firmati Castagner, come la grappa fuori classe Leon, affinata per 15 anni, per il secondo anno consecutivo premiata con l'Oscar del vino. Un prodotto fuori classe da un fuori classe del Made in Italy, che prosegue con successo la sua missione di esportare all'estero una specialità italiana tradizionale come la grappa. All'estero sta andando bene la Russia, nonostante l'embargo e la difficoltà, ma benissimo gli Stati Uniti, il Canada, oltre chiaramente i paesi tradizionali europei che sono la Germania, l'Austria e la Svizzera. Però il nostro futuro si chiamerà anche Cina, stiamo preparando dei distillati, delle grappe più leggere per il mercato cinese e credo fra qualche anno i cinesi non avranno degustato solo cognac, armagnac e whisky, ma anche la nostra grappa.